Maniaci che molestano o aggrediscono le donne che corrono. Dopo i 2 episodi delle ultime settimane al Parco dello Storga e in Restera, in quest'ultimo caso la polizia ha individuato e denunciato il responsabile, si intensificano i controlli delle forze dell'ordine nelle zone più frequentate dai trevigiani per praticare sport all'aperto, ma anche semplicemente per fare una passeggiata nel verde. Abbiamo incrementato sia i servizi in borghese, anche con personale femminile, e abbiamo incrementato anche i servizi con le mountain bike, quindi è un servizio che è stato molto apprezzato, soprattutto al Parco dello Storga. L'invito comunque, soprattutto alle donne, è quello di prestare attenzione. Tenere gli occhi aperti, segnalare subito alle forze di polizia qualsiasi comportamento strano, però direi di non drammatizzare. Per fortuna uno di queste persone è stato individuato dalle forze di polizia, questo è importantissimo. Nel frattempo il mondo dei runner di Treviso si sta organizzando. Ieri sera è stata creata una pagina Facebook, Corriamo in sicurezza. Ed è rivolta a tutti i runner, sia uomini che donne, e soprattutto chi frequenta la Restera e il Parco dello Storga. Praticamente come funziona? Se qualcuno va a correre stasera alle 7 per esempio in Restera, lo scrive semplicemente data, ora e luogo dove va a correre. Chi voglia quindi aggregarsi sa che in quel posto e a quell'ora troverà altri runner per correre in compagnia e in sicurezza. In poche ore già 100 le adesioni. Speriamo aumenti e aiuti soprattutto le donne, voi donne appunto a correre e a fare questo sport meraviglioso in tutta sicurezza.